Si appresta a chiudere con un segno negativo l'export trevigiano del comparto manufatturiero. I primi 9 mesi di quest'anno le esportazioni sono diminuite dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2018. I settori che hanno perso in maniera rilevante sono il tessile con un meno 7,9%, il legno meno 5,1% e quello della produzione di macchinari e apparecchiature meno 3,1%. I settori sui quali noi abbiamo maggiori difficoltà sono quelli legati all'automotive, soprattutto da parte tedesca, perché questo ha due elementi, no? Uno, veniamo da un periodo molto buono e quindi è evidente che gli alti e bassi ci sono. Il secondo però deriva anche da un fatto strutturale e da un fatto anche psicologico nella gente. Abbiamo demonizzato l'alimentazione, diciamo, soprattutto quella a diesel ma anche a benzina, dicendo che andava usata la macchina elettrica, però se noi non creiamo il mercato evidentemente le persone aspettano. Non abbiamo attenzionato la Germania, mercato principale di destinazione dei nostri prodotti, che ha ridotto dello 0,7% le importazioni. E anche quello del sistema moda nei confronti della Germania. Fortunatamente ancora non abbiamo gli effetti dei paesi come l'Inghilterra, dove evidentemente c'è sempre questa spada di Damocle del Brexit, ma fino adesso la paura ha creato un elemento positivo perché intanto fanno approvvigionamenti maggiori. Il Veneto invece chiude diversamente da Treviso con un segno positivo più 0,9%. Dobbiamo far veicolare, spiega Sartor, un messaggio importante. Però quello che dobbiamo dare anche come messaggio è le esportazioni ci hanno salvato, però creiamo anche le condizioni perché ci riprenda anche il mercato interno, perché noi abbiamo questa questione della paura del domani che rallenta anche la spesa delle persone che potrebbero spendere.